Non è altro che il terminale di una lunga storia che si sta protraendo da tempo, prima con la prima amministrazione con Tondo e adesso segue con la Serracchiani. Non accettiamo che nel nostro Friuli si facciano dei piloni di quel tipo, andando proprio a sfregiare il nostro territorio, nel vero senso della parola, e che poi si arrivi nel Veneto, sul confine, e guarda caso, immediatamente i piloni vengono eliminati e viene interrato il tutto. Quindi i rappresentanti regionali nostri, perché si comportano in questo modo? Rappresentano veramente il nostro territorio, i nostri cittadini? A mio avviso no, c'è qualcosa che non quadra. Incredibile che queste opere realizzano, abbiamo fatto fare un rendering da un professionista che realizza meglio di ogni altra, diciamo, idea o chiacchiera quello che è l'effettivo impatto di questi tralicci sul nostro territorio, non solo come questi tralicci vanno a finire addirittura in mezzo all'Isonzo, cosa che è assolutamente inconcepibile, incredibile, che non può essere tollerata né dal buon senso né dalle leggi. Ci vuole rispetto per l'ambiente ma anche per la gente e questi politici non ce l'hanno, ci passano sopra come rulli compressori e siamo stufi, non ne possiamo più e se pensano di venderci per 4 denari si sbagliano alla grande perché li aspettiamo al varco. Noi in Carnia siamo molto agguerriti, l'abbiamo dimostrato scendendo in piazza in migliaia e saremo sempre di più e siamo sempre più incazzati. All'interno la conferenza stampa per illustrare i possibili danni ambientali derivanti dalla realizzazione di elettrodotti aerei, mentre fuori dalla regione si teneva un presidio dei forconi del Comitato per la Vita del Friuli Rurale, i cui componenti sottolineano di non aver nulla da spartire con i comitati del 9 dicembre. Oggi siamo qui perché non ne possiamo più. C'erano tutti i presupposti per un cambio di rotta da parte dei rappresentanti della nostra regione, ma così non è stato. L'ennesima dimostrazione che noi abitanti del territorio, che lavoriamo quotidianamente in questo territorio, ci teniamo a difenderlo fino in fondo. L'ennesima dimostrazione dall'altra parte di insensibilità, di incapacità di farsi valere e soprattutto questo vale per i nostri rappresentanti regionali. Noi non abbiamo mai avuto intenzione di fermare quest'opera, ma bensì di farla interrata, come si sta facendo in Italia, come si è fatto in Italia, come si sta facendo anche in altre parti del mondo. Al TAR a metà gennaio abbiamo al TAR del Lazio fatto ricorso e speriamo e ci contiamo che andrà in maniera positiva a dimostrazione della nostra buona fede, con cui non abbiamo nessun interesse se non quello di preservare l'ambiente che ci è stato dato e riconsegnare ai nostri figli.